Benvenuti alla Taverna Friuli Podcast, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young. Troviamoci qui ogni settimana per 4 chiacchiere con vignaioli e altri personaggi da questa sottovalutata regione del Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Bentornati amici di Vini Friulani e siamo qui alla Taverna Friuli Wine. Si può sentire il mio voce? No, questo non è un effetto, non è una digitalizzazione della mia voce, no. Sto finendo un brutto raffreddore, ragazzi, scusa che non ho aggiunto questa puntata settimana scorsa, la seconda puntata con Marta Venica, ma si può sentire che non era proprio in grado di parlare e di fare un altro podcast. Vi chiedo scusa e siamo qui adesso finalmente per un lunedì podcast, lunedì sera, martedì mattina forse per te, però andiamo avanti con questa seconda parte con Marta Venica. Volevo prima fare un piccolo introduzione di una rubrica che lo faccio per la prima volta in questa puntata, che si chiama La domanda del cavolo. Qui faccio delle domande un po' strane, viene fuori di un piccolo scherzo che ho fatto durante Calici di Stelle quest'estate per fare un'intervista diversa del solito. E allora ho creato delle domande un po' fuori dai schemi. E allora sì, sono un po' pazze, sono un po' strani e sono scelte di un cavolo, letteralmente, dai nostri ospiti. E anche Marta ha partecipato in questa cosa. Verso le fine di questa puntata ci sentiamo questa domanda del cavolo. Però volevo chiedere anche a voi, perché è venuto in mente, ragazzi, faccio una domanda del cavolo anche a voi. E allora voi avete questa settimana una domanda del cavolo e questa è la tua domanda. Puoi rispondere direttamente su Facebook, direttamente su Instagram, come vuoi. Mandami un'email, quello che vuoi. Però io voglio sapere da voi la risposta a questa domanda. A quale vino? Potrebbe essere un vino friulano, potrebbe essere qualsiasi vino nel mondo, però a quale vino affideresti i tuoi segreti? E qual è il vino che gli direbbe subito i tuoi segreti in giro? Allora, che cos'è il vino affidabile e quello che il vino chiacchierona? Comunque, questa è la tua domanda del cavolo questa settimana e ci vediamo anche la domanda del cavolo con questa l'ultima e seconda parte della mia conversazione con Marta Venica. E questa etichetta, molto artistica, mi piace tantissimo. L'etichetta ho pensato di mettere un po' di animali che ho a casa nella mia piccola fattoria e quindi ho aggiunto l'asino, il gallo, il pavone, poi c'è la pecora. Mi manca il maiale che c'è in etichetta, ma quello mi manca fisicamente all'interno del mio parco animali. No, mi piacciono molto, sono Ma l'hai cresciuta. fatto tu questo disegno? È una mia amica. Ah, una tua amica, ok. Lei è un'illustratrice di Udine, si chiama Giulia Cornaggia ed è molto brava perché appunto fa queste illustrazioni, si occupa di vari settori e io gli ho chiesto questa collaborazione appunto per il Mondovino e insomma da quello che mi ha detto anche lei era molto contenta. No, mi piace, dà un bellissimo colpo d'occhio anche questo fondo giallo, allora si viene fuori l'idea di ribolla gialla, non si può confondere, però sì, molto, molto bello, molto artistico, mi piace tantissimo queste etichette che vanno fuori dai schemi, che non sono proprio il solito, non so,
figura dell'azienda con le colline, con un logo e È basta. vero, sì. No, è molto più E poi anche attraente. il fatto che ci siano un po' di colori, perché secondo Esatto. me nella vita abbiamo bisogno di tanti colori, Sì, non solo del bianco e del nero. ok. Sì. E fuori del mondo di vino, cosa fai? Che ovviamente hai una passione per gli animali. Sì. Ok, e a parte quello o non lo so? Beh, in particolar modo la passione per i cavalli, quindi Ah. adesso complessivamente ne ho 3, 2 per uscire, per fare passeggiate, quindi io non arrivo dal mondo dell'agonismo, assolutamente, Ok. anzi proprio non ho scuola a riguardo, esco solo in passeggiata per stare bene a contatto con la natura. Mhm. La new entry è la cavalla Risette, che è una Percheron, quindi un cavallo a tiro pesante che sono andata a prendere in Borgogna. Ok. È meravigliosa perché oltre a essere molto bella, ma ha anche tanta esperienza, perché con lei lavoro la vigna. Oltretutto questa parcella di ribolla. Che Wow. casualità, sì, sì, Ok. con il cavallo. E lei è molto brava, è meglio di un trattore a guida satellitare, perché quando usciamo da un filare basta dare il comando destra o sinistra e lei entra nel filare successivo. Ah, dai. Sì, sì, sì. Fantastico. E questo è molto bello perché anche ti riporta a dei ritmi di rispetto della natura Mhm. e anche di rispetto del lavoro. Quindi, per esempio, una cosa molto bella che va sottolineata è che queste lavorazioni del suolo vanno fatte nel momento migliore, più adatto per ottenere il risultato proprio perfetto. Mhm. Nel senso che non si può entrare quando il terreno è troppo secco o troppo bagnato. Ovviamente sì, deve Sì. avere quell'equilibrio. Deve essere in tempera. Esatto. E quindi lì proprio si vede che l'aratro sta lavorando nella miglior maniera possibile. E invece con il trattore questa percezione, questa sensibilità nessuno la può avere, perché non ti rendi conto, perché hai proprio, cioè, le ruote che ti fanno da strato, cioè non ti rendi... Si scompattano Sì, tutto. sì, Sì. sì, compattano il suolo. Ma c'è tanto conversazione, c'è tanto parla di queste idee di utilizzare degli animali invece di utilizzare un trattore proprio. Però ovviamente ci vuole più tempo, ci vuole più attenzione, devi mantenere non solo un trattore con olio e benzina, ma anche l'animale con cibo e Sì, con sì. medicine se sta male o qualcosa, però ma questo è un lavoro che fai tu con questo cavallo? Sì, ma è Bellissimo. soprattutto il mio compagno che mi sta dando una mano, perché Ah, è un ok. lavoro molto Fisico. è fisico e faticoso. Mi rendo conto, soprattutto in questa fase iniziale. Io cioè abbiamo iniziato a novembre, quindi appunto meno di un anno fa, e quando passi dall'utilizzo del trattore alla lavorazione del suolo con l'animale, cambia il mondo. Quindi adesso questo si tratta appunto di pratiche di rigenerazione del suolo, Ok. e mi rendo conto, le ultime lavorazioni che abbiamo fatto, già il suolo era molto più morbido rispetto alla primissima lavorazione, dove era molto molto compatto. Ok. Voglio essere molto sincera su questo, perché è la parte che mi sta più a cuore, il suolo. Mhm. E quindi rendersi conto di qual è la propria situazione in vigna, cioè partire da una base, e io avevo capito che, che i suoli vanno rigenerati. Mhm. Per quello ci sto lavorando anche con dei biofertilizzanti, con delle tisane di compost, cioè tutte pratiche che vanno a portare vitalità, affinché appunto ci sia una conversione un po' più rapida. Ok.
E poi in questo appezzamento della ribolla il motivo del perché per il quale sto coltivando col cavallo è la vigna è lo stile è piantata al sesto d'impianto della Borgogna, quindi quello di cui raccontavi prima, il fatto che le piante, i filari sono molto stretti, Ok. è 1,10 m un filare dall'altro, e le piante sono anche molto basse, come in Ok. Borgogna, circa 30 centimetri la testa, quindi è bassa. E in biologico mi diventa complesso Certo. lavorare, perché l'anno scorso avevo fatto col decespugliatore, però oltre a essere tante ore e anche tanta fatica, sì, tante ore di lavoro, ma è troppo sudore. E invece in questo caso, appunto, con questa lavorazione del sottofila con il cavallo, la maggior parte appunto della fatica del traino lo fa lui. Ok. Sì, e quindi quella che è una tradizione borgognotta, perché lo fanno ancora oggi, ci sono tantissimi viticoltori che lo fanno. Io ho voluto unire le due cose, la passione per il cavallo con la passione per il suolo, quindi Ok. cercare una soluzione per questo. Bello, molto bello. Sei uno dei pochi qui in Friuli che proprio lavorano con i cavalli. So che c'è qualcuno vicino forse a Cervignano che ha dei cavalli, parlando una volta con Michele Ciani, che lui ha detto Ah, che sì. utilizza questo signore che ha dei cavalli che viene in vigneto ogni tanto. Non so se lo fa ancora, però è una cosa abbastanza rara qui È in rara, Friuli. sì. Qui c'è Ronco del Niemitz che lo Ah, fa, ok. e, penso in una parte appunto degli appezzamenti. Molto bello perché ho riscoperto anche questa gentilezza, il fatto di aiutarsi a vicenda, perché loro sono sempre stati molto di supporto in Ok. questa avventura, mi hanno prestato degli attrezzi, Ah, ok. e quindi sono molto contenta. Ma come zona sei vicino a Ronchi di Niemitz? Sì, sono circa meno di 10 chilometri, insomma, Ah, ok. per Ma recuperare secondo me l'attrezzo. tutto sono 10 chilometri di Eh, Ronchi di Niemitz, è un po' centrato lì vicino alla Cabazzia di Rosazzo. esatto, sì. E allora sì, è una zona lì. Ma sei più vicino a Dolegna? Sei più vicino, sei Coglio, giusto? Sì, Dolegna del Coglio, Ok. la maggior parte delle vigne si trovano tra Mernico, che è proprio la frazione più a nord, Ah, ok. e Lonzano, che è un'altra frazione del comune di Dolegna. Ok, proprio Sì. lì sul confine con Corio Orientale, con Prepoco, quella zona lì. Esatto, Ah, sì. beh, lì Sì. dove c'è il distributore, dove vai a Proprio Slovenia. lì, Esatto. proprio lì, sì. Ok. E poi una piccola vigna, proprio una piccolissima parcella sul monte Quarina Cormons. Ah, ok. Ah, bello. Sì. Molto bello. Allora, ribolla gialla, martissima, che è il blend, no? L'uvaggio, Sì, il giusto? Coglio Bianco. Ok. Ma è Coglio Bianco uve autoctone? Entri dentro quella famiglia lì? Allora, no. Col Keber e tutto? No. Ancora non ho deciso di partecipare al progetto, Ok. per quanto sia una bella opportunità, perché stanno facendo un lavoro molto molto bello, e sono contenta che abbiano che qualcuno si sia adoperato per cambiare qualcosa nella storia del nostro territorio. Devo ancora valutare un po' di aspetti. Forse lì proprio la sfortuna più grande è stata che loro sono usciti con questo progetto contestualmente all'uscita della mia prima etichetta, cioè alla stampa dell'etichetta. Ok. E quindi Adesso non puoi cambiare avevo tutto. appena iniziato a commercializzare le prime bottiglie, che che mi avevano detto, beh, vabbè, dato che tu lo fai, sarebbe bello che partecipassi, e a me piacerebbe molto, solo che per il momento una delle regole è quella di mantenere il logo in alto, posizionato, Coglio, sì. esatto, Coglio da uve autoctone, nella parte alta dell'etichetta, e andrebbe completamente a cambiare un po' questo stile, il fatto che anche io ho Esatto. l'etichetta, diciamo, Sì, soprattutto sembra un quadro artistico. Sì, E allora sì, quello sarebbe un po' più, sì, sì, devo un non entra attimo... dentro la grafica che tu Sì. vuoi. Ok. Se mi permettessero di posizionare la scritta, perché poi io ho la parte Sì. delle scritte commerciali che sono a lato, a destra, in verticale.
e se mi permettessero di posizionarlo lì sarebbe facile proprio. Ok, sì. E allora, Martissima, Ribolla Gialla, Merlot hai detto? Esatto, E e qualcos'altro? adesso c'è una vigna che si chiama Giardino del Monte, appunto, e ci sarà un terzo coglio bianco. Devo chiarire una cosa, perché poi quando avevo iniziato il progetto si inizia con tante idee e è tutto bellissimo perché tante idee, tanta energia, però si rischia di fare un po' di confusione e a me è successo questo. Quindi io ero uscita il primo anno col coglio bianco e il coglio rosso, era molto semplice, tutte e due, coglio bianco Martissima e coglio rosso Martissima. Ok. Adesso invece ho deciso di chiamare l'azienda, azienda agricola Martissima, Ok. e andare a creare, cioè a dare dei nomi di fantasia a queste 3 appezzamenti. Ok. Quindi le prossime etichette, questa a parte la ribolla gialla che sarà semplice, ribolla gialla, i 3 cogli bianchi, ciascuno avrà il nome proprio della vigna. Ok. Sì, Allora l'idea di avere sempre il nome del vigneto. esatto, sì. Ok. E lì mi scontro quindi un po' con la realtà dei fatti, che non posso scrivere. Per esempio la vigna di Mernico sarebbe molto facile per me dire è il vigneto di Mernico Ok. e non posso Però non puoi scriverlo. scrivere Nico, ok. Ecco, Allora devi dare un nome di fantasia di questi vigneti, praticamente. se che magari ricordano un pochettino quella zona di provenienza. Ok. È una sfida non delle più facili perché Un po' di creatività, di secondo creatività, me esatto. riesci a fare Sì, sì, qualcosa. sì. Sì. È l'unica, per il momento è l'unica via. Perché è stressante, perché sai che quando fai quella decisione non si può cambiare il prossimo anno. Devi andare avanti almeno per un po' e dopo Sì. si può dire, ok, forse non andrà bene quel nome lì, allora posso cambiare. Però non è che, perché se cominci a entrare nel mercato, cambi il nome ogni anno, le persone dicono, ma perché non hai più quello nome? E dopo crea solo confusione. Sì. E allora questo trepidazione di non andare avanti per sbagliare, si dice ok, aspetto finché arriva quel momento, creatività, quella ispirazione che ti, ok, questo è proprio il nome che voglio dare a questo video. Esattamente. Qualche progetto per il futuro? Abbiamo parlato un po' del passato, di presente, cosa cosa succede nel futuro con Marta Venica? Nel futuro prossimo, perché ho già iniziato a predisporre le basi per quello che sarà il prossimo futuro. Sicuramente la nuova cantina, ci sto lavorando, è già da un annetto che ho iniziato i lavori. Sempre nella zona di Dolegna? Sempre lì? No, mi sono spostata a Versa, che è una frazione di Romans di Sonzo. Wow, Sì, ok. sì. Quindi sono uscita completamente dalla zona di produzione del Coglio, perché mi sono innamorata di questo casale. Ok. Oltre alla casa. Dove hai tutti gli animali? Esatto, sì. Ok, adesso ho capito. Sì, e lì ci sono 2 stalle, una stalla la stiamo trasformando, perché c'è un bellissimo team che insomma ci sta lavorando, in cantina. Era un ospedale militare della Prima Guerra Mondiale, quindi sono molto contenta appunto di fare una ristrutturazione conservativa proprio per lasciare parte di questa storicità. Ok. E mi sono innamorata di questo posto, quindi non mi sono fatta troppi problemi per il fatto di uscire dalla zona di produzione. In fin dei conti sarà solo una volta l'anno che dovrò spostare le uve da Dolegna del Coglio a là. Sono 20 chilometri, basta avere un po' di organizzazione e Certo. si può fare. Sì, non stiamo parlando di quantità industriali di uva. Esatto, sì. E allora vai avanti con questa idea di fare la tua cantina, andare avanti con la tua piccola fattoria di animali, Sì. tutto quanto, anche se è un pochino lontano. Hai un sogno nel cassetto per il futuro?
Allora, dei sogni, sì, ce ne ho anche sempre troppi. E il problema è cercare di dare un ordine a questi sogni. Molti mi sento che li sto realizzando piano piano in questo momento. Ok. Anche la collaborazione, per esempio, che ho con la mia amica argentina Paola Michelini, che lei ha un'azienda a Mendoza, a sud di Mendoza, in Valle de Uco, e con lei ho iniziato un progetto sul friulano. E stiamo vinificando un friulano qua in Coglio e un friulano in Argentina, Wow. nella stessa maniera, Ok. perché abbiamo trovato una vigna di 50 anni appunto nella sua zona, che è Valle de Uco, per dare l'idea, è circa a 1000 metri di altitudine, Figo. sì, alle pendici delle Ande, e quindi escono dei vini molto molto minerali. E sono molto felice perché abbiamo già vinificato 3 annate e Paola è in arrivo perché tra una settimana viene finalmente qua in Friuli per fare la vendemmia insieme. Quindi mi Figo. aiuterà durante questa raccolta. Sì, sì, sì. Allora, il friulano lì era uno di quei vigneti vecchi dove l'hanno piantato Sauvignon Nas pensando che era Sauvignon Blanc. C'era E quella leggenda, soprattutto in Cile, ma mi sembra anche in Argentina. forse lì ancora peggio perché il proprietario della vigna, lui ci ha raccontato che aveva ordinato delle barbatelle di Riesling. Di Riesling. Sì, e Wow. poi invece negli anni si è reso conto che c'era qualcosa che non andava, che non gli Questo non è assomigliava tanto, Riesling. sì, e facendo delle analisi ha Friulano. scoperto di essere friulano, sì. Pensa a te. Io quando ho scoperto sta vigna mi sono emozionata perché prima c'erano dei filari di Torontés e ricordo Paola che mi dice ma è questo il friulano? Gli ho detto no, troppo aromatico, cioè questo è più, mi sembrava un moscatel. E quando siamo arrivati all'appezzamento del friulano, lì mi sono emozionata perché ho visto le piante, la stessa foglia quando ti senti a Ok. casa Wow. guardando una pianta. Fantastico. E assaggiando gli acini ho detto è lui perché aveva un'acidità bassissima e allora mi ha ricordato anche l'intensità del friulano. Certo. E lì è coltivato invece a pergola, come una Ok. pergola, e Ah. ha questo tronco molto molto grande, molto consistente. Ok. È tipo come se fosse un grande albero, una pergola a tutti gli effetti. Wow. Sì, e quindi è un progetto che abbiamo iniziato ma in maniera molto tranquilla, molto lenta, senza metterci delle pressioni, e quindi dobbiamo ancora scambiarci i vini perché l'idea appunto è metà della produzione friulana verrà spedita là e lei mi invierà metà della produzione, così Ok. E fai un vino unico? no, e poi abbiamo il cofanetto di 2 bottiglie per poter mettere a confronto i 2 vini. Non vedo l'ora di provarlo, non vedo l'ora. Posso aspettare anche 10 anni. Questo veramente voglio provare. Bellissimo progetto, mi piace tantissimo. Buona fortuna con quello. Grazie. Perché il friulano è un grandissimo uva, allora dobbiamo un po' trovare degli altri ambienti dove il friulano fa dei grandi vini, non solo qui in Friuli, ma se succede anche in Argentina va benissimo. Sì, Va benissimo. sì, molto, molto bello anche poi questo creare delle connessioni, dare importanza alle amicizie. Ok. Secondo me io ho capito nel tempo davvero aiutandosi si vive meglio e con più semplicità, con uno spirito più libero, e questo lo vedo anche qua in regione, quindi quando, come dicevo prima, ci si impresta degli attrezzi in un progetto come quello della lavorazione a cavallo siamo pochi, quindi creare una piccola rete. Certo. Puoi scambiare Si delle idee, creano, scambiare sì. delle cose. Ah, meglio se lo fai così invece di così.
No, è importante questa idea di condividere, invece di io faccio il mio e non condivido con nessuno, tu vai per la tua strada, Esatto. non voglio sapere. No, molto meglio. E secondo me questa è un'area che si vede che sta cambiando, soprattutto con i giovani come te, che possono scambiare, che possono coordinare, che possono pensare di portare avanti il territorio invece di fare il tuo piccolo giardino, e speriamo di non perdere il tuo piccola fetta del mercato. Molto meglio. Allora io voglio fare un gioco con te, perché siamo quasi ad un'ora di conversazione, vedi come vola il tempo. Vola. Esatto. E non ho il cavolo, però ho cominciato di fare questo gioco che si chiama Le domande del cavolo. Allora qui ho una piccola selezione di domande strane, domande particolari, questa bustina. E domande del cavolo. Domande del cavolo, esatto. Che prima era proprio dentro un cavolo, ti ho fatto vedere la foto. Metti dentro la manina e tira fuori una bustina. Ok. Spero di aver scelto bene. Posso leggere io? Ok. Marta Venica, la tua domanda del cavolo è... Molto difficile, so già. Ok. Bella domanda. Cosa scriverebbero le tue uve in un diario durante la vendemmia? Durante la vendemmia. Innanzitutto che non vedrebbero l'ora di essere raccolte. Ok. Penso che sarebbero felici di aver fatto quel percorso, perché sempre mi immagino il momento della potatura, che è quando è d'inverno, che il tempo corre più lento e hai queste giornate uggiose anche in vigna, e ascoltando i podcast di Wayne. Perché è il mio tu stai momento parlando preferito. di te adesso? Sì, ok. sì. Ma prima cosa, grazie tantissimo per essere un ascoltatore del podcast. Ma... io mi immagino sempre da quel momento della potatura tutta la strada, tutto il percorso per arrivare poi a essere un grappolo di uva finito, pronto per essere raccolto. Sì, passano 12 mesi di fatto, quasi. Sì. E poi se si conta la vinificazione, l'anno di affinamento, ne passano 2 anni, quindi un percorso molto lungo. E quindi dalla nascita alla conclusione di un percorso, il momento, no, della raccolta, della vendemmia. E quindi penso che il grappolo potrebbe pensare è arrivato il mio momento, raccoglimi. Okay. È il mio momento per proprio uscire del mio potenziamento, Sì. potenziale, Sì, no? potenziale, sì. Esatto. Ok, io stavo pensando che forse dicono proteggimi degli uccelli, per piacere. Anche quello. Anche. Speriamo che non vengano gli uccelli. Esatto. Comunque, c'era qualcosa che ho mancato, che non ti ho chiesto? Penso che abbiamo toccato un po' tutti. vari punti della storia, appunto, dal passato a quelli che sono i progetti futuri, che poi ho talmente tante cose in testa che chi mi vuole bene mi dice: Marta, basta, cioè fermati un attimo. Ok, finire una cosa prima di cominciare un'altra. Sì, questo è un grande consiglio che... Piena di che mi energia, danno. ovviamente, hai tanti progetti, tante idee, questo secondo me è importante, è molto importante. Bene, grazie Marta, grazie per l'assaggio, veramente mi è piaciuto tantissimo il tuo ribolla gialla. Grazie. Vai avanti così, grandissima idea, grandissima energia ti portare avanti per fare questi progetti. Grazie tantissimo. Grazie molte a te. È stato un piacere. Ciao. Voglio ringraziarvi per essere qui alla Taverna. Non dimenticate di seguirci su Instagram alla Taverna Podcast, Facebook alla Taverna Friuli, e se ci ascolta su Spotify o Apple Podcast, lasciaci una recensione di 5 stelle.